Se già non gli hai chiesto come sta, chiedigli come sta, perché questa sera sarà una sera in cui sarà il tuo compagno, la tua compagna di adorazione a Dio insieme a tutta questa Chiesa. Amen. Io voglio invitarti adesso a fare una preghiera al Signore per chiedere a Lui di essere qua presente insieme a noi questa sera. Chiedere a Lui di versare il suo spirito, di versare le sue benedizioni su di noi questa sera. Che questa possa essere una serata di trasformazione nelle nostre vite, che Dio possa concedere il cambiamento che stiamo aspettando, che stiamo cercando nelle nostre vite, che Dio possa concedere la guarigione di cui abbiamo bisogno, il miracolo di cui abbiamo bisogno, ma più di ogni altra cosa che Dio questa sera ci faccia sentire la sua presenza dentro di noi, che Dio questa sera faccia sentire il suo spirito vivo dentro di noi. Io voglio chiederti in questo momento, chiudi i tuoi occhi, sentiti libero di pregare al Signore. Dio, scendi su di noi questa sera. Amen. Padre, nel nome di Gesù, siamo qua, Signore, questa sera per adorarti, siamo qua questa sera per consacrare a te, Signore, ogni nostra lode, ogni nostra adorazione, Dio. Il meglio che noi possiamo darti questa sera te lo vogliamo dare nel modo più puro, nel modo più santo che sia possibile, perché tu meriti tutto questo, Dio. Padre, io ti chiedo, Signore, di scendere qua in mezzo a noi con la tua gloria. Scendi qua su di noi con la tua presenza, scendi qua su di noi con la tua potenza, Dio. Ciò che noi abbiamo letto sul libro, Signore, che tu ci hai lasciato, ti chiediamo di mostrarcelo questa sera, Signore, che possa essere una sera di trasformazione, che possa essere una sera di rivelazione, una sera di ravvivamento nelle nostre vite. Dio, nel nome di Gesù, che oggi possa essere un grande culto per noi e per te. Nel nome di Gesù benedici questa Chiesa. Amen. Amen. Ti invito a fare un applauso al Signore. Alleluia. Facciamolo più forte. Questa canzone è una canzone di gioia e di allegria e di giubilo. Noi dichiareremo che Dio per noi combatte. Amen. Alleluia. Ci fermerà.
Satana è sconfitto nel nome di Gesù. Dichiariamo ancora una volta la parte finale. Dio per noi combatte. Dichiariamo ancora una volta, mi piace tanto questa parte perché noi dichiariamo con fede che Dio per noi combatte e ogni fortezza cadrà per terra. Amen? Sei preparato? 1, 2, 3 e... Noi ti adoriamo, Signore. Noi ti adoriamo. Guarito sono nel nome di Gesù, dove c'è lo Spirito di Dio, c'è libertà di adorare. Amen. Amen. Hoje noi dichiareremo la potenza di Dio sulla nostra vita. Molte delle volte noi dichiariamo, molte delle volte cose tristi nella nostra vita o ci lamentiamo per qualcosa che succede, ma oggi noi sarà una giornata che noi dichiareremo la potenza di Dio nella nostra vita. La parola di Dio dice che la terra trema al sentire il suono della sua voce.
e noi dichiareremo che su tutta questa città, su tutta la nostra famiglia, su tutto quello che noi stiamo mettendo davanti al Signore, il leone ruggirà per noi, il leone ruggirà per noi. Tu sei invitato a dare potenza al nome del Signore Gesù nella tua vita. Sopra il trono di giustizia, in eterno regnerai re. Lui tornerà per governare le nazioni in amore, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Sopra il trono di giustizia, in eterno regnerà il Re. Lui tornerà per governare le nazioni in amore, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Il figlio di Dio, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Lui è il figlio di Dio, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia l'iniquità. Che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, Che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù.
apra il cielo in questo luogo, che si apra il cielo, che noi possiamo sentire la presenza, che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio, che si apra il cielo. Sobre questa nazione, Padre, noi dichiariamo su questa nazione, noi dichiariamo questo, che il cielo sia, che venga il tuo regno, Signore, invece la nostra speranza. Quero viver mais de ti, e leva-me mais perto. Eu quero beber mais de ti, uma água que mata minha sede, um pão que mata minha fome. Eu quero mais, mais, mais. Tuo Spirito Santo, Padre, venga a inondare i nostri cuori questa sera, venga a riempirci del tuo Spirito Santo. Noi vogliamo di più della tua presenza, noi vogliamo andare in profondità con te. Noi vogliamo, Signore, fidarci della tua presenza. Noi vogliamo essere portati dalla tua presenza, noi vogliamo, Signore, sentire, Signore, sentire che tu sei qui. Sentire che tu sei qui, sentire che tu sei qui. Leva-me mais profundo. Quero mais de ti. Io sento tanto una pressione prima di cantare una canzone di cercare di introdurla a voi, cercare di farvi entrare nello stesso clima della canzone, ma vi confesso che mi mancano totalmente le parole. E io, mentre stavamo qua adorando, ho detto: Dio, cosa devo dire? Cosa vuoi che io dica alla tua chiesa? E gli ho detto: tu non devi dire niente, perché sarò io a parlare attraverso la canzone. Tu non sei qua per parlare, ma sei qua per essere usata da me.
continua ad adorare, continua non solo a cantare, ma veramente a adorare con tutto quello che hai. Sentiti libero di lasciare tutto a Dio, di lasciare il comando a Dio, di lasciare che Lui guidi questa adorazione che tu vuoi portare a Lui. Lì ti incontro e lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò e al tuo nome chiamerò oltre le onde. Se cresce il mare soltanto perché sei e sono sulle acque dove i miei piedi non possono restare e lì ti incontro in un mistero in mezzo al mare confiderò e oltre le onde guarderò. Se cresce soltanto in te confiderò perché sei Dio e sono tuo. Guidaci in profondità, con la tua parola io andrò. In nome di Gesù, Padre, con una sola parola tua noi cammineremo, noi faremo quel passo in più verso di te e anche se cadremo più e più volte noi ci rialzeremo con te. Di te io mi fido, sulle acque io voglio andare.
più alto, guidami. Guidami perché di te io mi fido. Se amo il mio cammino, ti ritornerai voglio andare più vicino al tuo cuore, gradire la mia fede, voglio stare in tua presenza. E al tuo nome chiamerò, oltre le onde, oltre le onde guarderò. Se cresce il mare, soltanto in te confiderò, perché sei e sono, e al tuo nome, e al tuo nome chiamerò, oltre le onde guarderò. Se cresce il mare, soltanto in te confiderò, perché sei e io sono tua. Amen. Quanti stanno sentendo la presenza di Dio questa sera in questo luogo? E attraverso la lode che abbiamo appena fatto, Dio ti sta dicendo: abbi più fede in me, abbi più fede in me. Finché la lode stava cantando, io mi stavo immaginando quell'episodio su cui è basata questa lode, in cui Pietro scende dalla barca per raggiungere Gesù in mezzo al mare, in mezzo alle acque, e Pietro fa quei passi sull'acqua e dopo casca giù. E la Bibbia ci dice che Gesù prende Pietro e lo tira fuori dalle acque. Ma finché stavo pensando a questo episodio, quello a cui stavo pensando è di tutte quelle volte che io sono cascato dentro quelle acque. E penso di non essere l'unico io a essere cascato dentro alle acque. Penso che ci sono tante persone qua che già più di una volta hanno fatto quella cosa che ha fatto Pietro, cadendo, finendo dentro le acque. E per me non è stata una cosa così spettacolare come quella che abbiamo visto in questo episodio, che sono caduto e subito Gesù mi ha tirato su. Quando io sono caduto in queste acque, io non vedevo più la fine di queste acque. C'era un problema e dopo ce n'era un altro, e dopo ce n'era un altro, e dopo ce n'era un altro. Non so se ti è mai capitato questa sensazione, non so se ti sono mai capitate queste situazioni. Magari in un problema a casa, che vedi un problema e cerchi di risolverlo e se ne mette un altro e poi un altro e se ne aggiunge un altro ancora. O forse in un problema al lavoro, hai un problema sul lavoro, cerchi di uscire da quel problema eppure se ne aggiunge un altro. Forse hai un problema finanziario, economico in casa, hai una bolletta scaduta e dici sì, il mese prossimo riuscirò a pagarla, invece il mese prossimo te ne arrivano altre 2 e dopo ancora e quelle acque ti buttano sempre più sotto, ti buttano ancora più sotto. Tante volte quando noi caschiamo dentro l'acqua non è una cosa così spettacolare come quella che abbiamo visto in questo episodio. Non c'è subito Gesù che ci tira su, ma se c'è una cosa che impariamo da Pietro è che Pietro ha tenuto quella mano fuori dalle acque finché Gesù non l'ha tirato su.
è che Pietro aveva fede che Gesù tirasse lui fuori dal mare. Pietro non ha mai perso la fede in lui, non ha mai perso la fede in Dio. Gesù ti sta dicendo questa sera, indipendentemente da quale sia il problema che ti sta affliggendo, che sia un problema sentimentale, che sia un problema nella tua casa, che sia un problema economico, nella tua scuola, nel tuo lavoro, che sia ansietà perché non sai cosa ti aspetta il domani, che sia depressione per quello che è successo ieri, qualunque sia questo problema, ricordati che c'è Gesù fuori dalle acque. Non tirare la tua mano sotto con te, ricordati che c'è Lui. Abbi fede, perché la mano di Gesù è pronta a tirarti fuori. Amen. Amen. Facciamo una preghiera in questo momento, chiedendo a Dio che aumenti la nostra fede, chiedendo a Dio che ci dia quella fede in più, quella fede che ci serve per uscire da queste acque. Perché io sono stato e sono ancora dentro a quelle acque, ma sono sicuro che tanti qua passano per problemi ogni giorno della propria vita, e quei problemi possono essere risolti quando noi ci affidiamo completamente a Dio, quando noi sappiamo che oltre le onde c'è la sua mano pronta a tirarci fuori. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io in questo momento voglio pregarti, Signore, perché tu possa vivificare la fede della tua Chiesa, Dio, perché tu possa dare una fede nuova, una fede viva, Signore, una fede, Signore, come quella dei grandi, Signore, di cui leggiamo nella Bibbia, una fede, Signore, come quella dei grandi predicatori e evangelisti degli ultimi secoli, una fede che non ha paura, Signore, di dire allo zoppo alzati e cammina, una fede che non ha paura di dire al morto esci e risuscita, una fede che non teme niente, che non teme vergogna. Ti chiediamo, Signore, di darci una fede che ci permetta, Signore, di liberarci da ognuno dei nostri problemi, perché sappiamo che la tua mano è pronta a tirarci fuori. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiedo per me, ti chiedo per la mia famiglia, ti chiedo per ogni altra famiglia che è qua presente questa sera, che la tua fede possa entrare nei nostri cuori per darci, Signore, soluzioni giorno dopo giorno, sapendo che tu sei la prima soluzione. Signore, io ti prego per ogni persona, Signore, che ha qualche problema nel suo lavoro, nella sua scuola, Signore. Ti prego per ogni problema economico, ti prego per ogni problema di qualsiasi tipo che sta affliggendo ogni mio fratello e sorella qua dentro. Dio, tu sei la soluzione. Che questo sia il primo pensiero, Signore, delle nostre menti, che questo sia il primo pensiero dei nostri cuori, che non veniamo a buttarci giù e a cadere nelle acque cercando di risolvere con le nostre forze il problema, perché sappiamo che attraverso il tuo spirito che i problemi possono essere risolti. Nel nome di Gesù, Dio, concedici una fede così grande, una fede così grande in te, in solo te, che sei l'unico che può liberarci da tutto questo. Nel nome di Gesù, Signore, concedi questa fede alla tua Chiesa. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen. Diamo qualche avviso. Io volevo chiedere al nostro gruppo di lode di oggi se può salire sul pulpito. Va bene. Allora diamo qualche avviso. Chiedo alla missionaria Marinei se può raggiungermi qua. A pace del Signore a tutti. Finalmente è arrivato il nostro grande giorno, è il giorno del tè delle donne, e io vorrei ancora una volta evitare per domani stare tutti insieme a noi, perché non è un mio invito, ma è un invito dello Spirito Santo di Dio. Perché in quanto il pastore parlava di acque, mi è venuto in mente che
Il Signore ultimamente chiama tanto le donne, chiama le donne e noi dobbiamo veramente scendere in acque profonde. E per scendere in acque profonde noi abbiamo bisogno di conoscere il nostro Dio, perché se noi scendiamo nelle acque senza conoscere il nostro Dio, noi rischiamo di morire. Ma se noi scendiamo conoscendo il nostro Dio, Lui ci darà sempre la mano e noi saremo qua domani per imparare ancora di più con Lui, perché la predicatrice che verrà è una donna veramente che porterà una parola dello Spirito Santo di Dio per i nostri cuori. Amen? Io vi aspetto tutti domani alle 4. Amen? Grazie. Sonia? Allora, ciao a tutti, come state? Chiedo per favore se... Ok, grazie mille. Allora, il 23 novembre sarà un sabato e io chiedo ai giovani di restare dopo il culto, un po' come abbiamo fatto la scorsa volta. Ci sarà questo incontro che ho denominato The Lord's Supper, che in inglese vuol dire la Santa Cena, ok? E quindi faremo un tempo con i giovani in cui rifletteremo su questo e staremo insieme. E voglio chiederti, grazie mille, questo è un evento che c'è già stato l'anno scorso e anche gli anni precedenti. Quest'anno si chiama X Generation Worship Night. Sarà il 25 novembre nella Chiesa International Church, quindi c'è anche sotto l'indirizzo, sarà alle 17:30 e vi aspettiamo. Io sono sicura che chi c'è già stato l'anno scorso sa quanto è stato veramente un tempo in cui i giovani non volevano poi tornare a casa, davvero è stato incredibile. Saremo ragazzi e ragazze di varie chiese e adoreremo Dio, pregheremo insieme tutta la serata, quindi vi aspettiamo. L'età è anche per i teens, dov'è Meli? È anche per i teens, quindi giovani e teens, va bene? Vi aspettiamo. Amen. Molto velocemente, il 12 novembre sarà qua con noi, poi sarà presentato meglio nelle prossime settimane, il gruppo di teatro evangelico ovviamente, Giovanni Sì. Quindi nel culto del 12 novembre ci sarà questo gruppo che viene dal Brasile, un gruppo molto preparato, porterà sicuramente benedizione a questa chiesa, quindi siete tutti più che invitati a venire e invitare qualcuno, perché io non sono stato convertito attraverso questo culto, ma ho conosciuto Dio attraverso questo culto con questo gruppo di teatro, quindi chi lo sa, Dio può usare lo stesso mezzo per farsi conoscere anche a persone che volete portare alla sua presenza. E oltre a questo martedì ricomincia gli incontri, i ritrovo uomini, sarà a Stallavena questa settimana per chi abita nella zona est di Verona, quindi tutti voi di Verona est, non Zevio, Cologna, scusate, che sono più in là, ma chi abita proprio nella zona di Verona est, sarà benvenuto martedì nel culto, nel ritrovo uomini a casa del fratello Fabio a Stallavena. Amen. Voglio invitare in questo momento il nostro operaio che porterà la parola delle decime e delle offerte. Luca 16:10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele
anche nelle grandi. Preghiamo. Signore, benedice chi offerta nella tua casa. Amen.
Amen. Abbiamo omaggiato i nostri bambini e le loro maestre per il lavoro che hanno fatto. Domenica scorsa c'è stato il primo culto dei kids, il culto dei bambini, è stato molto bello, i bambini hanno cantato, Miguel ha dato la parola delle offerte, Benjamin ha predicato, è stato un bellissimo culto che è finito poi con una bellissima parola, una bellissima attività fatta dalla Giussieni e insieme ai bambini è stato un culto veramente bello e quindi abbiamo voluto omaggiare i bambini con questo piccolo momento di ciò che avevano fatto la settimana domenica scorsa. Invito qua il presbitero Sandro. Amen. Ti chiedo di alzarti in piedi, facciamo una preghiera in questo momento. Oggi Sandro sono sicuro che ha un buon seme da lanciare nel cuore di tutti noi, quindi in questo momento preghiamo perché questo seme possa essere guidato da Dio affinché possa germogliare in ognuno di noi e far sì che diventi un albero che dia molto frutto. Amen. Padre, nel nome di Gesù in questo momento, Signore, metto il tuo figlio Sandro, Signore, nelle tue mani. Sappiamo, Signore, ciò che tu hai preparato per questa sera è qualcosa di grande. Io ti chiedo, Signore, in questo grande modo di usarti di Lui affinché, Signore, ogni parola che tu vuoi, Signore, portare a questa Chiesa non torni indietro senza aver compiuto ciò che tu desideri. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo di benedire Sandro e di benedire attraverso di Lui ognuno di noi. Amen. Posso avere un bicchiere d'acqua, per piacere? Pace a voi, fratelli. Grazie. Amen. È una bella responsabilità questa sera parlare con voi, ma probabilmente Dio vuole ripetere delle cose che sono state già dette. Perciò parlerò degli stessi versetti che ha parlato la Sonia mercoledì questo. Per chi non c'è stato mercoledì, la Sonia ha fatto una bellissima predicazione. Chiedo perciò ad Alex se può mettermi Luca 23, dai versetti 39 ai 43. E qui parla dei due ladroni. Probabilmente è strano sentire due volte gli stessi versetti, ma Dio probabilmente vuole dirci qualcosa di più. Vuole parlarci di qualcosa di più. Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro ladrone lo rimproverava. Dovete capire che questi uomini erano attaccati in croce con i chiodi e stavano parlando tra di loro in punto di morte. Non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Amen. Stasera parlerò di quanto è importante lo spirito per te.
Prova a chiudere gli occhi un attimo e pensa così, quanto valore do io al mio spirito, che valore ho io. C'è valore nella mia anima, nel mio spirito. Mi puoi mettere il banner, Alex? Poi lasci il banner per piacere. Gloria a Dio. Gloria a Dio. E io mi ripeterò, ma io penso di dover dare un quadro generale di ciò che succede intorno a noi. Noi oggi, chi più chi meno, stiamo male, nel senso che abbiamo problemi di ansietà, abbiamo paure, abbiamo insicurezze, abbiamo a che fare con il nostro lavoro, con i nostri figli, con i nostri genitori, con il nostro marito, con nostra moglie. Abbiamo tante incomprensioni tra di noi. Siamo nervosi, arrabbiati, senza pazienza, con poche aspettative, poche sicurezze, in un mondo pieno di maleducazione, in un mondo poco rispettoso, pieno di odio, di vendetta, di voglia di potere, pieno di pandemie, di terremoti, di violenze economiche, di guerre, in un mondo quasi pronto per la fine. Stiamo male, viviamo male, pieni di negatività, di insicurezze. E di cosa parliamo? Di cosa possiamo parlare in questo tempo? Siamo tutti sul palco e stiamo tutti recitando una parte. Possiamo parlare di maschere che indossiamo, come ho predicato 2 settimane fa, perché tutti noi portiamo delle maschere per non far vedere agli altri come siamo o come stiamo. Che valore c'è in te? Che valore abbiamo dentro? La Sonia mercoledì ha detto: di cosa parliamo? Parliamo di Gesù. Possiamo parlare di Gesù. Abbiamo appena letto quello che la Sonia aveva parlato mercoledì, dei ladroni. Ma io chiedo a voi, chi riuscirebbe in punto di morte a consolare, a dare una parola di speranza a chi ti è vicino? Chi di noi sarebbe capace di aiutare qualcuno in punto di morte? Gesù lo ha fatto. Gesù era pieno di ferite. Pensate bene, quello che ha passato, è stato frustato. Perdeva sangue per la strada, già non riusciva a portare la croce, perciò l'ha portato un altro. L'hanno attaccato con i chiodi, perciò era senza forze, era stanco e sapeva che mancava poco tempo per perdere conoscenza e morire. Ma il suo spirito era pronto, era forte, era cosciente ed è riuscito a dare speranza a chi era vicino a lui. In punto di morte, in mezzo al dolore, in mezzo alla sofferenza, ha dato speranza.
se noi dobbiamo essere come Cristo, di esempio per chi ha bisogno, non dobbiamo lasciarci andare alla disperazione, non dobbiamo lasciarci cadere, abbattere dai nostri problemi, non dobbiamo piangerci addosso o piangere, ma prendere queste nostre sofferenze, prendere queste nostre ferite per pregare, aiutare, consolare e salvare i nostri fratelli. Dobbiamo fare che queste sofferenze siano una forza per noi, ma non solo per noi, per chi amiamo. Cosa fa Gesù quando è nella sua angoscia? Puoi mettermi, per piacere, Alex, Marco 14, dal 33 al 36. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere spaventato e angosciato. Qui parliamo prima che venisse preso nel giardino di Getsemani. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui. Fermati pure qua, Alex. Perciò cosa ha fatto Gesù nella sua angoscia? Si è inginocchiato e ha pregato. Nella sua angoscia, nella sua sofferenza, lui ha pregato. E cosa ha fatto Gesù quando volevano portarlo in croce? Mettimi pure Luca 22, dai versetti 50 e 51. E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Aspetta, andare avanti, Alex. Qui parliamo di Gesù quando lo hanno preso, quando sono venuti tutti con le spade. Vai pure avanti. Ma Gesù intervenne e disse: lasciate, basta. E toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. Cosa ha fatto Gesù, sapendo che i suoi nemici lo stavano venendo a prendere? Lui ha guarito. Lui ha guarito, ha curato. Gloria a Dio. E cosa ha fatto poi nella sua sofferenza? Andiamo in Luca 23, versetto 28. Qui è quando sta camminando con la croce sul Golgota. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. C'erano le donne che quando passava di lì Gesù stavano piangendo. E nonostante la sofferenza di Gesù, cosa ha fatto Gesù? Ha consolato le donne. Le ha consolate. Ha pregato, ha curato, ha consolato. E quando è stato in croce ha dato gioia, ha dato speranza al ladrone che gli ha chiesto: ricordati di me. Gloria a Dio. E noi cosa siamo capaci di fare? Quanto è importante il nostro spirito nella nostra vita? Che valore c'è in noi? La potenza dell'amore di Cristo è amare, aiutare, consolare. E nonostante tu sia a terra, caduto, a pezzi, senza speranza, tu
puoi salvare, aiutare, curare e consolare. Perché l'amore di Gesù Cristo è in te. E nulla può fare contro questo amore. Nulla. Gesù ha fatto dell'amore per gli altri la cosa importante per la sua vita. Ripeto, Gesù ha fatto dell'amore per gli altri la cosa più importante della sua vita, a tal punto da donarla completamente. Mettimi pure Matteo 5, versetto 44. Gesù diceva a noi, ci diceva: ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Lo so che è difficile, fratelli, ma è questo ciò che ci chiede Gesù. Che in mezzo alle nostre sofferenze, in mezzo alle nostre difficoltà, abbiamo la forza di prendere questo amore che Lui ci ha dato e aiutare gli altri, dare una buona parola, dare un buon consiglio. E dobbiamo pregare anche per chi ci perseguita. È molto importante questo, fratelli. È molto importante. Qual è l'esempio più bello di un cristiano? Scusate. Qual è l'esempio più bello di un cristiano? È quello di non nascondere la propria storia, di non nascondere la propria miseria, di non nascondersi dietro a delle maschere, di essere puri, dire la verità. Molte cose della nostra vita, molte cose della nostra vita non possono più essere aggiustate. Non possono più essere aggiustate. E tante cose che abbiamo rotto non possiamo più mettere insieme perché sono rotte. Non si può tornare indietro. Tutto ciò che abbiamo vissuto è irreversibile. Ed è giusto quello che diceva il buon ladrone, che noi, se abbiamo delle croci da portare, è perché dobbiamo pagare la giusta condanna, dobbiamo pagare la nostra condanna. E sapete cosa ha detto il ladrone? Ha detto così il ladrone: per quanto io abbia sbagliato, tu, Gesù, sei più importante. Tu, Gesù, vali di più dei miei sbagli. L'altro ladrone era molto arrabbiato, era pieno di rancore, perché teneva gli occhi fissi solo su se stesso e sulla sua storia. Lui si è arrabbiato con Gesù perché avrebbe voluto che lo togliesse da quella situazione, ma non era arrabbiato proprio con Gesù, ma era arrabbiato con se stesso per la situazione in cui si trovava e perché guardava solo se stesso. Una persona trova misericordia perché smette di guardare la propria miseria.
una persona trova misericordia perché smette di guardare la propria situazione e comincia a guardare l'amore di Cristo. Quella è misericordia. La cosa più importante di un cristiano non è la cronologia e la storia dei propri peccati, ma Gesù Cristo. Alleluia. Gesù Cristo è più grande della nostra storia. Gesù è più grande dei nostri sbagli. Gesù è più grande dei nostri peccati. Gesù è più grande di quello che abbiamo rotto. Gesù è più grande di quello che non possiamo aggiustare. Gloria a Dio. A volte noi, se confessiamo i nostri peccati, diciamo spesso che non ne siamo degni, che non siamo degni, perché abbiamo peccati grossi magari, e diciamo non siamo degni. Ma non si può perdonare uno che non si perdona. Non si può perdonare una persona che non accetta di essere perdonata. Non si può perdonare una persona che non accetta di essere perdonata. E questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché? Perché una persona che non accetta di essere perdonato non accoglie, non accetta qualcosa che gli vuole essere donato con gratuità, e non accetta. In questi giorni ho letto un poeta, un padre, forse qualcuno lo conosce, e c'era una poesia che mi ha colpito, che ha scritto delle cose che mi hanno colpito, e ci sono gli ultimi versetti di questa poesia che recitano questa cosa. C'è scritto: siamo tutti sul palco, straccioni, sporchi, insanguinati, e ridiamo. Queste parole mi hanno colpito, perché siamo tutti sul palco, è perché stiamo tutti recitando una parte. Straccioni, perché siamo poveri di spirito, non diamo valore al nostro spirito. Sporchi, perché siamo peccatori. Insanguinati, perché siamo colpevoli. E ridiamo. Ridiamo perché? Perché mettiamo una bella nostra maschera che ride. Perché non vogliamo essere salvati. Non vogliamo sottometterci all'amore di Cristo. Fratelli, per quanto possiamo essere stati cattivi o brutte persone nella vita, Cristo è più grande, Cristo è più importante. A chi vuoi credere? Alla tua storia sbagliata o a Lui? Tu credi alla tua storia sbagliata o credi a Lui? Ti dico una cosa, fratello, che se tu vuoi credere alla tua storia sbagliata, sappi che morirai così. Sappi che morirai così, arrabbiato, come quel ladrone. Se tu non accetti l'amore di Cristo, tu resterai arrabbiato. E resterai arrabbiato, triste, angosciato, incattivito, perché non hai voluto l'amore di Cristo. Nessuno nasce cattivo.
Nessuno. Nessuno nasce cattivo, ma ci si incattivisce. Io spero che le persone possano capire. Cioè diventiamo cattivi nella nostra vita, vivendo la nostra vita. Quando noi abbiamo delle sofferenze, dei dolori che stiamo vivendo, ci si incattivisce, diventiamo acidi. A volte ci sono situazioni che non è colpa nostra, non le abbiamo scelte noi, ma ci capitano addosso, ci girano intorno e ci incattiviscono, ci fanno diventare cattivi. E quello di essere o di diventare cattivi non viene dal fatto che noi facciamo cose sbagliate, ma viene dal fatto che teniamo gli occhi fissi solo su di noi. Pensiamo di risolvere i problemi con le nostre forze, con le nostre capacità. Guardiamo solo noi, il nostro stato, come siamo, le nostre debolezze, le nostre incapacità. Fratelli, la nostra vita non è interessante perché facciamo gli stessi peccati, sempre. La nostra vita non è interessante e non c'è niente di interessante nei nostri peccati, niente. Non c'è nessun valore in me. Il male è ripetitivo, continuiamo a fare gli stessi peccati. Ma se c'è una novità è l'amore di Cristo. Alleluia. Gloria a Dio, fratelli. Gloria a Dio. Se c'è una novità, questo è l'amore di Cristo. Dobbiamo pregare Dio, non perché ci aiuti a togliere i nostri peccati, ma a guardare il suo amore. Questo ci salva, a guardare l'amore di Cristo. Questo ci salva, non i nostri peccati, perché siamo ripetitivi, continuiamo a farli. Mi è piaciuta ripetere questa cosa, questi versetti dei ladroni, perché sono stato lì a leggerli e mi è venuto una cosa, ho visto una cosa che era molto bella questa, perché il ladro buono, così lo chiamiamo, no? Non chiama Gesù di maestro, non chiama Gesù di rabbì, non chiama Gesù di Signore, come tutte le persone che si avvicinavano a Lui. Perché tutti quanti, se voi leggete i Vangeli, tutti andavano da Gesù dicendo rabbì, maestro, Signore. Quest'uomo in croce gli ha detto Gesù, come se lo conoscesse da tanto tempo, come se lo conoscesse da tanto tempo, come si è rivolto a lui come un fratello. La conversione di quest'uomo, cioè riconoscere Gesù in punto di morte, è totale. Lui ha abbandonato tutta la sua vita a Gesù, ma non chiedendo di entrare nel regno dei cieli, gli ha detto ricordati di me. Non ha chiesto di entrare nel regno dei cieli perché sapeva di essere sbagliato. Gloria a Dio. Lui ha dato tutta la sua vita a Gesù, chiamandolo come suo fratello, e neanche lo conosceva. Ne avrà sentito parlare magari in quel periodo, ma non lo aveva mai visto
E lui gli ha detto Gesù, come fosse suo fratello. Come se a Gesù, fratelli, importasse molto di ricordarsi in punto di morte di una persona piena di peccato, piena di bugie. Gesù era interessato di ricordarsi di lui dopo tutto quello che aveva fatto nella sua vita. A Gesù importerebbe un uomo pieno di peccati, pieno di errori. Gesù si ricorda di lui quando lui sa che quell'uomo ha fatto cose sbagliate. A Gesù non importa se tu hai peccato. A Gesù non importa se tu sei un peccatore. A Gesù non importa se tu sei sporco. A Gesù non importa se tu hai le vesti sporche. A Gesù importa che tu lo riconosca come unico salvatore della tua anima e che doni la tua vita a Lui, così da rendere la tua vita più interessante, perché non c'è niente di interessante in noi, nei nostri peccati, ma con l'amore di Cristo la tua vita diventa più interessante, diventa piena di amore. Alleluia. La novità che può nascere nella tua vita poco interessante è l'amore di Cristo. Questa è la novità. È che tu possa portare questo amore, questa salvezza a chi vuole essere salvato. Noi non sappiamo chi vuole essere salvato, noi dobbiamo solo portare la salvezza. E ci sono quelli che accettano la salvezza e quelli che non accettano la salvezza. E come ho detto prima, chi non accetta la salvezza morirà arrabbiato, come il ladrone cattivo. Morirà arrabbiato. Perciò, anche se sei nelle difficoltà, anche se sei un peccatore, prega per gli altri. Quando stai male, prega per il tuo fratello. Quando soffri, aiuta qualcuno, perché il tuo spirito è più forte di quello che tu puoi pensare. Il tuo spirito è più forte della tua malattia, il tuo spirito è più forte della tua difficoltà, perché l'amore di Cristo è più forte di qualsiasi cosa. Quando io mi arrendo a te, i miei dolori spariscono. Quando io piango di ciò che sono davanti a te, la mia sofferenza è più sopportabile. E così posso aiutare chi vive accanto a me. Il tuo spirito, fratello, è molto importante. Dagli valore. Non guardare te stesso sempre. Non pensare che tutte le cose riescano perché tu sei in grado di farle, ma guarda Cristo, guarda l'amore di Cristo. Tu hai valore, tu hai valore, ricordatelo sempre, tu hai valore. Gesù ti ama perché sa che tu puoi cambiare. Gesù ti ama perché sa che tu puoi cambiare.
tu puoi essere molto di più della maschera che porti. Amen, fratelli. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera. Preghiamo. Padre Santo, in questo momento ti ringrazio di questa parola. Io non so, Padre, se quello che abbiamo ascoltato ci può essere utile nella nostra vita, ma io so, Padre, che lo Spirito Santo in questo momento è sceso e ha riempito i cuori dei miei fratelli. Che questa parola, Padre, possa far uscire veramente il vero io che è in noi, che possiamo noi togliere tutte le maschere e buttarle a terra in nome di Gesù, che noi possiamo essere liberati dalle nostre difficoltà, dalle nostre sofferenze, dai nostri peccati, che possiamo essere liberati tramite il tuo amore, che questo amore possa entrare veramente nei nostri cuori e possa fare la differenza nella nostra vita. Grazie, Padre, grazie di questa parola, che tu possa essere sempre onorato, sempre nei secoli, in nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amém. Padre, noi vogliamo renderti grazie questa sera per questa parola, Padre. Signore, che noi possiamo guardare il tuo Spirito che vive in noi, Signore, non nella situazione che noi siamo. Molte delle volte, Signore, ci chiama per pregare per qualcuno e noi abbiamo questi stessi problemi. Il Signore ci chiama ad essere forti, ad posizionarsi, ad portare speranza in mezzo al momento di difficoltà, come Gesù era in momento di difficoltà, in quel momento stava morendo in croce e ha dato speranza a quel ladro. Signore, il Signore ci chiama a portare speranza, Signore, e per questo noi ti ringraziamo per questa parola, Padre, perché tu hai riempito i nostri cuori questa sera, ci ha detto che noi siamo più forti di quello che noi immaginiamo, che noi possiamo, che forse noi vediamo i nostri giganti, noi vediamo nostre lotte, ciò che noi stiamo affrontando e noi pensiamo che è troppo grande, ma che noi possiamo guardare il tuo Spirito Santo che abita in noi e che ci dona la forza per combattere e ci dona la forza per amare il nostro nemico, che ci dona la forza per pregare per guarigione anche quando noi abbiamo bisogno di una guarigione, che ci dà la forza per pregare per salvezza di un figlio, anche quando noi abbiamo bisogno della salvezza dei nostri figli. Padre, Signore, che noi possiamo guardare il tuo Spirito Santo che abita in noi, Signore, che noi possiamo sentire che siamo più forti di quello che noi stessi pensiamo, Padre. E per questo noi vogliamo renderti a te la nostra gratitudine questa sera, Padre. Grazie perché sei con noi, grazie perché non ci lasci mai, grazie, Signore, perché ogni volta che noi ti cerchiamo noi ti troviamo, Signore, che ogni volta che noi alziamo i nostri occhi a te, che ogni volta che noi abbiamo bisogno tu ci sei, Padre. Grazie per questo, Signore, grazie. Le parole no,
alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole passeranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, Mentre tu, mio Dio, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che meglio da offrire amore è un cuore che canta alleluia, chiaro l'anima mia. anima mia, non devi temere più, che sappi che vive un leone all'interno di te. Alzati, Alzati, loda Dio. alzati, loda Dio. Anima mia, non devi temere più, che sappi che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Anima mia, non devi temere più, che saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Anima mia, non devi temere più, che saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh l'anima mia, oh l'anima mia, Oh, l'anima mia, non devi temere più, tanto saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è alleluia,
Pietro Sandro ha finito questa parola parlandoci di cambiamento. Gesù sa che noi possiamo ancora cambiare, Gesù sa che ogni piccola cosa che c'è da sistemare dentro ognuno di noi, se la mettiamo davanti a Lui, Lui può sistemarla. Gesù ci ama per questo. Amen. Voglio salutare la nostra visitante di questa sera, Louana. Insieme a lei ci sono anche i suoi figli Luisa e João, che penso siano di là. Cosa può dire la Chiesa? Sei benvenuta nel nome di Gesù. Amen. Luciana, puoi dare un abbraccio alla nostra visitante per salutarla? Che ciò che sempre desideriamo, Luana, ai nuovi visitanti della Chiesa è che possano uscire di qua con un po' dello Spirito che è stato qua con noi questa sera. Questo è il desiderio anche per te e per la tua famiglia. Amen. Prima dei compleanni, altrimenti Fabiano già mi sta guardando male, vogliamo ricordare a tutti quanti che è in corso la lotteria di quella bellissima cesta che vedete là dietro. Si può portare qua davanti quella bellissima cesta che vedete là dietro? Se qualche operaio può darci una mano a portarla qua. Grazie mille. Qui ci sono un sacco di prodotti molto molto belli. Ci è stato detto che il valore della cesta sarebbe di circa 200 euro, forse qualcosa di più. Sono stati donati dalla missionaria Giosiane per il proposito di cui abbiamo parlato già da 2 settimane, che è quello di rifare il pavimento per mettere legno nuovo. Abbiamo detto che tutte le entrate della cucina saranno messe da parte per questo proposito in nome di Gesù, e è stato nel cuore della missionaria Giosiane di donare anche questa cesta con tutti questi prodotti attraverso le quali stiamo facendo questa lotteria. La missionaria Marinei ha i biglietti, non ce li ha più, ce li ha? Non ce li ha? Finiti i biglietti? No, ma ne prendiamo altri, non c'è problema. Cioè, biglietti li posso... Sono finiti. I biglietti sono finiti, quindi bravissimi che avete preso tutti i biglietti. Un applauso alla Chiesa che ha preso tutti i biglietti. Beh, quindi quanto prima faremo il sorteggio di questa cesta, visto che tutti i biglietti sono esauriti, ma volendo ne possiamo fare anche altri, ne possiamo creare altri. Amen, facciamo una preghiera per... Anzi no, compleanni. C'è stato qualche compleanno questa settimana? Niente compleanni? Niente compleanni? Niente compleanni? Niente compleanni? Niente compleanni questa settimana? Allora facciamo una preghiera per concludere questo culto. Penso che non ci siano nient'altro da dire. C'è la Katia che tra poco arriva per dire c'è cucina. Preghiamo insieme. Signore Gesù, vogliamo ringraziarti, come abbiamo appena lodato a te, per questa serata che abbiamo passato insieme. Dio, vogliamo ringraziarti per la parola che hai propiziato alle nostre vite. Vogliamo ringraziarti, Signore, per ogni momento passato qua con i nostri fratelli questa sera, vivendo questo essere uno in Cristo. E ti chiedo, Dio, finché non torniamo a casa, che questo essere uno in Cristo possa accompagnarci questa sera. Benedici le nostre case, benedici le nostre famiglie, benedici ogni giorno di questa settimana, che le tue migliori benedizioni, che la tua presenza possa essere con tutti quanti noi, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutta la Chiesa, e insieme possiamo dire Amen.